Oggi si festeggia San Marco l'Evangelista e auguri a tutti coloro che portano questo splendido nome e auguri ovviamente ai veneziani. Come Luca fu discepolo di Paolo e lo accompagnò nei suoi viaggi, così Marco lo fu di Pietro. Il principe degli apostoli, al suo seguito, approdò a Roma e per i romani scrisse il suo Vangelo. Ha per simbolo il leone, segno di fortezza. Marco era figlio di Maria, una donna di Gerusalemme, nella cui casa si era rifugiato Pietro, liberato miracolosamente dal carcere. Marco era ebreo di origine, apparteneva a una famiglia benestante, da qui il doppio nome con cui viene ricordato nei Vangeli. Marco, nome latino, Giovanni, nome ebraico. Sua mamma, con ogni probabilità, fu una di quelle Marie ricordate di Gerusalemme che seguirono coraggiosamente Gesù fino al Calvario e che poi ospitarono nelle loro case i discepoli tremanti dopo il dramma della croce. Marco aveva un rapporto stretto con Gesù, metteva a sua disposizione la casa in Gerusalemme e l'orto che possedeva lì vicino sulla collina degli Ulivi. Nella grande sala della loro casa è stata celebrata l'ultima cena e poi quando Gesù e gli apostoli si spostarono verso il Monte degli Ulivi, Giovanni Marco va con loro e si addormenta nella casetta del piccolo podere. Svegliato dal trambusto delle guardie venute ad arrestare Gesù, si alza e va a vedere. Un soldato lo afferra, ma egli, lasciato il lenzuolo con cui si era avvolto, fugge via nudo. Accompagna Gesù durante tutti gli avvenimenti dolorosi della passione, poi quelli gloriosi della risurrezione, della Pentecoste. Successivamente si trova a far parte delle primitive comunità cristiane insieme con la madre e con lo zio Barnaba. Quando nell'anno 44 Barnaba fa ritorno a Gerusalemme insieme a San Paolo, ricordate, che erano stati ad Antiochia, dove era stato mandato dagli apostoli, ascolta i racconti che i due fanno della diffusione del Vangelo in quella città cosmopolita e quando ripartono egli vuole seguirli. Si unisce a loro nei viaggi apostolici, divenne poi un fedelissimo collaboratore, uno strettissimo collaboratore di Paolo, seguendolo fino alla città di Roma. Pietro, che si servì di lui come interprete, lo invia ad Alessandria d'Egitto. Qui Marco avrebbe poi fondato la Chiesa e incontrato il martirio. Le sue reliquie sono state custodite gelosamente dai cristiani ad Alessandria d'Egitto fino all'anno 828, quando cioè i veneziani, per evitare che cadessero nelle mani dei musulmani, le portarono alla loro città. In suo onore, infatti, costruirono la magnifica basilica colma d'arte e di tesori che ancora oggi noi ammiriamo. Sull'arrivo di Marco a Venezia esiste una leggenda cara ai veneziani che vale qui la pena ricordare perché rende ragione della frase che si legge sullo stemma che campeggia sugli stendardi della Serenissima. Secondo quella leggenda, Marco a Venezia è giunto da vivo, sbattuto da una furiosa tempesta mentre veleggiava da Alessandria d'Egitto diretta in Italia. Sbarcato fortunosamente nella città Serenissima, trovò un angelo ad accoglierlo e quest'angelo lo salutò dicendo: «Pace a te, Marco, mio evangelista». Il racconto del Vangelo di Marco è ritenuto il più antico e il più fedele in quanto appreso direttamente dalle labbra di San Pietro. Le sue spoglie sono conservate nella chiesa di Venezia
città della quale, come abbiamo detto, è patrono. Ad ogni evangelista si lega un simbolo particolare con cui di solito il santo viene raffigurato nelle pitture e nelle sculture. Quello di San Marco è il leone alato. Perché il leone alato? Perché il suo Vangelo si apre con la voce di Giovanni Battista che si eleva nel deserto, simile appunto al ruggito di un leone, preannunciando agli uomini la venuta di Gesù Cristo. San Marco è venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica come dalla Chiesa ortodossa e anche dalla Chiesa copta, che lo considera tra i suoi patriarchi. San Marco è il protettore dei notai, dei pittori, degli interpreti, dei segretari, degli ottici, dei vetrai e degli scrittori. È invocato contro la scabbia e da chi deve procedere alla pacifica ripartizione di una eredità. Mentre noi ci uniamo alla festa dei fedeli della città lagunare, invochiamo insieme oggi il Santo Evangelista Marco. Glorioso San Marco, tu che godesti sempre di un onore particolare nella Chiesa, non solo per aver scritto il Vangelo e per le tue virtù e il martirio, ma anche per il privilegio con cui Dio volle miracolosamente preservare il tuo corpo, sia dalle fiamme a cui lo avevano destinato gli idolatri nel giorno stesso della tua morte, sia dalla profanazione dei Saraceni, divenuti padroni del tuo sepolcro in Alessandria. Degnati di proteggermi sempre da ogni male. Amen.